Mi spero che guarisca tutto, che sia tutto, mamma, siccome qua non si sa più niente, che dice delle volte che muore, di volte non muore. Speriamo bene, mi so che arriva qua boette, tasse da pagare tutto e non c'è nessuno. Bisogna tirare fuori dalla banca se stiamo andando avanti, se no. C'è più la gente che avevamo prima, tra un po' le scuole che sono chiuse, tra un po' questo coronavirus, ovviamente il lavoro è calato. Inforniamo molto meno le brioche, la gente non viene e quindi siamo un po' prese così. Chiudiamo la domenica perché le messe non ci sono e niente. Solitamente affollati nei giorni feriali, bar e locali pubblici sono la cartina di tornasole dell'emergenza, lo sfogatoio di chi resta. Vorrei chiedere alle autorità questo, quelle 2 persone anziane che sono stati i primi 2 casi a Venezia, ricoverate nell'ospedale civile, prima di essere ricoverate, dove stavano? Beh, qui davanti è vuoto, una camera su 30, lavora mia figlia qua, ma tutto vuoto. E tutti gli alberghi praticamente hanno lo stesso problema. Tra sedie vuote e macchinette del caffè a riposo, tanti timori e pure le perplessità, soprattutto sull'attuazione del decreto del governo che impone distanze di sicurezza e divieto di somministrazione al banco. Proprio questa è la misura che più lascia perplessi i baristi, facile in teoria, molto meno nella pratica. Caffè al banco cerchiamo di evitare, come è stato detto, però ovviamente è un po' anche nel senso un po' impossibile, cerchiamo di fare il nostro meglio. Abbiamo delle sedie alte, però abbiamo questo qua, abbiamo preso questo per lavarsi le mani e dopo vabbè, abbiamo l'HCCP, quindi se robe che ti fa tutti i giorni, non è che ti lo fassi una volta all'anno, ti lo fa tutti i giorni sistematicamente, mattina, pomeriggio e sera. E proprio il Baffo, così lo conoscono a Mestre, ha aperto il suo nuovo bar nei giorni dell'emergenza con una buona dose di filosofia. Proprio giusta. Avevo trovato proprio giusta settimana, ho governo proprio il giorno del virus. No, va bene, dai, ma passerà, è da passare.